Ma solo chi opera forse sul campo conosce direttamente i problemi reali e non quelli percepiti da tanti piccoli imprenditori. E io darei la parola proprio a chi sul campo ci vive, darei la parola al Presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio, Paolo Galimberti. Grazie, buongiorno a tutti. Permettetemi di ringraziare sentitamente ognuno di voi per la partecipazione al nostro convegno. Vorrei ringraziare anche i relatori, le istituzioni presenti. Saluto Guido Podestà, ex che ha appena raggiunto la nostra assemblea, lo ricordo come ex presidente di Federazione di Confcommercio, nostro associato, già vicepresidente del Parlamento europeo ed oggi candidato alle elezioni provinciali. Permettetemi però un ringraziamento particolare all'amico presidente Carlo Sangalli che si è speso in questi ultimi mesi moltissimo per portare il roadshow sulle piccole e medie imprese in molte tappe italiane e ha voluto portare a Milano il tema del credito, che è il tema cocente, oserei dire il problema dei problemi per le imprese, e ha voluto condividere con i giovani imprenditori di Confcommercio questa tappa così importante. Bene, io come diceva anche Schiavi ho un approccio pragmatico, sono un imprenditore prestato alla politica sindacale, mi viene difficile dover parlare di credito se non lo si contestualizza in un scenario un pochino più ampio che è la situazione economica in generale. Lo ha detto Mariano Bella, lo ha detto il Presidente Formigoni nelle precedenti relazioni. Senza dubbio la crisi che noi stiamo vivendo oggi è una crisi sicuramente profonda ed è una crisi strutturale. Indipendentemente da quello che potrebbe essere il PIL che caratterizzerà il 2009, senza dubbio quello dell'ultimo trimestre è il PIL più basso che si è mai registrato dal 1980. Il 2010 dovrebbe sostanzialmente riportarsi verso una situazione di maggiore stabilità. I consumi non stanno tenendo, la disoccupazione continua ad aumentare, anche se però voglio leggere il dato positivo. Non è ancora arrivata ad una soglia di grave preoccupazione per cui si configurerebbero dei crolli drammatici sui consumi, per cui sta aumentando ma non è ancora così pesante. E poi le imprese che chiudono, è stato detto che sono state chiuse 120.000 imprese, ecco io vorrei aggiungere un dato, il saldo tra le aperture e le chiusure di imprese è di 20.000 unità in meno nel 2008 ed è drammatico pensare che nel solo primo trimestre del 2009 già 10.000 imprese il saldo tra le aperture e le chiusure è negativo di 10.000 imprese, per cui la crisi è più lunga del previsto, ma la dobbiamo affrontare non semplicemente con l'ottimismo che ci insegna l'economista inglese Pigou, ma anche con l'analisi dei dati, quelli oggettivi, che vedono a marzo una frenata della richiesta della cassa integrazione e comunque un mantenimento della fiducia delle famiglie, che poi sono il vero protagonista del sistema economico.
Allora, si può uscire dalla crisi, si deve uscire dalla crisi, ma per uscire dalla crisi velocemente necessitano delle attività, necessita una manovra anticiclica, una manovra economica anticiclica, necessita il sostegno vero delle istituzioni. E il sostegno, a mio modo di vedere, deve andare in due direzioni. Bisogna sostenere i consumi e bisogna sostenere le imprese. Io ricordo nel mese di dicembre, per quanto riguarda i consumi, la grande battaglia che Confcommercio ha sposato, che voleva detassare le tredicesime. Oggi dei dati oggettivi ce li ha presentati l'OCSE. L'Italia è al 23° posto su 30 per reddito disponibile ed è al 6° posto per imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente, che oramai ha raggiunto il 46,5%. I consumi ripartono se il reddito disponibile è un reddito disponibile maggiore di quello che oggi hanno i salariati. In alternativa è difficile farli riprendere e le imprese soffrono. Poi bisogna sostenere le imprese, ma anche qui il sostegno delle imprese va in due direzioni. Va nella direzione del sostegno sulla fiscalità delle imprese e nella direzione del credito. Per quanto riguarda la fiscalità, voglio riconoscere il grande sforzo che ha fatto il Governo riducendo l'IRES ed è stato senza dubbio un grande incentivo alle imprese che vedono tassati di meno i loro redditi. Però è estremamente importante che parallelamente a questa azione ce ne siano anche delle altre. Vedasi gli studi di settore che sono stati firmati, di cui non conosciamo ancora i contenuti. Io sono fiducioso che siano stati comunque rivisti, perché i parametri che li hanno caratterizzati al loro nascere erano tipici di una economia in crescita, mentre oggi abbiamo una economia in recessione. Per cui dagli studi di settore, come conosceremo gli studi di settore, avremo una buona indicazione. E poi c'è un'altra tassa che io sono solito definire la tassa sullo sviluppo. È la tassa che è risultato anche da una ricerca che hanno fatto dei nostri colleghi di Confcommercio, è la tassa che è assolutamente meno apprezzata, mal sopportata dagli imprenditori, che è l'IRAP. Questa è una tassa mal sopportata perché è una tassa che non va sul reddito d'impresa, ma è una tassa che ha una base imponibile difficile da poter condividere. La base imponibile dell'IRAP sono i salari e gli interessi sostanzialmente. Perché la definisco la tassa sullo sviluppo? Perché se un'impresa, e oggi abbiamo bisogno di imprese che vogliono crescere, che vogliono investire, che vogliono progredire, un'impresa per crescere cosa deve fare? Deve assumere dipendenti, ecco che aumenta il monte salari, e deve accedere al credito, ecco che paga interessi. Ora, se la base imponibile su cui viene calcolata questa imposta è quella testé citata, capite che è un grave disincentivo a chi fa l'imprenditore e che ha voglia di supportare il Paese.